Mantenere la distanza, indossare la mascherina e soprattutto evitare gli assembramenti. Si stanno rivelando inutili le raccomandazioni per frenare il virus, con la curva che sale grazie proprio ai tanti incoscienti nei confronti dei quali servirebbe davvero il pugno duro, visto che la minaccia di semplici sanzioni non serve. Insomma, se ci troviamo a fare i conti con una emergenza sempre più grave, le parole non servono più. Avevano raccomandato di fare i bravi nel weekend, ma è stato un consiglio inascoltato. Troppa gente, infatti, per le strade, ad Agrigento come a Napoli e Treviso. Un segno di totale irresponsabilità che coinvolge tutti, soprattutto i giovani che, come se nulla fosse ancora una volta, hanno affollato il lido agrigentino di San Leone, dove fin dal mattino di ieri si sono viste file di auto lungo il viale delle Dune. Una vera e propria sfida che ha portato le forze dell'ordine a disperdere al piazzale Giglia coloro che proprio non hanno capito nulla e magari saranno i primi a protestare contro le eventuali nuove norme. Di fronte al rilassamento generale, l'auspicio era quello di vedere dei controlli rigorosi, ad esempio nei pressi degli esercizi commerciali dove non vengono rispettate le regole, a partire dall'accesso dei clienti con facili assembramenti alle casse. In queste condizioni il rischio di un nuovo lockdown sembra inevitabile e purtroppo a pagare non sarebbero soltanto gli idioti.